Pronti? Pronti? Andiamo. Pare che sto... Non c'ero io quella sera, a casa di mia suocera stavo. Non ci ho fatto niente. Canale 5, confermo quello che ho detto. Volante 1, chiamo volante 2. Poi di cazzo io Vuoi vecchiaretti Starvini? Ah, la culozza. A posto? Complimenti anche a te. Scusi, una bottiglia d'acqua, probabilmente. Poi io parlavo con lo settore. Poi io voglio fare un ringraziamento in particolare perché non vengono mai nominati i meccanici e il tecnico di assistenza, perché ogni volta non escono mai sui giornali, non sono mai famosi come piloti, no? Però grazie a loro che riescono ad assistare le macchine al meglio e poi faccio arrivare una pista. Bene, sentiamo anche Paolo dall'altra parte. Sì, sentiamo Paolo, il giocatore, quindi Morelli che è andato tutto sommato bene, vero? Siamo lamentare, visto che è stata una macchina comunque anche importante. Ecco qui che viene Magnana anche il Dura. Allora, Provochi, Bullo e Formante. Vero Io non ci credo, questi sono arrivati secondi, non ci credo. Scendi, disgraziato. Poche parole, Mamma mia.
fatto tanto perché ha vinto per tutto quello che ha fatto. Maurizio, avevi la mano del tuo massimo con tutti i venti, non è mai semplice vincere. Grande applauso per padre, figlio e Spirito Santo. No, ha portato bene, Mario Vincenti e Daniele Vincenti, gol assoluti, primi di classe e primi di gruppo. Ringrazio tutti quanti. Secondo me Daniele Sei sempre il migliore, Secondo me Daniele si è divertito e in più hai detto che ti sei emozionato con 8 anni anche vedere tanta gente in mezzo al gioco. Questo sì, hai ragione. Mi sono veramente emozionato e vi ringrazio perché vedere tanta gente, ragazzi, è stato bello. Pensate che io con mia moglie facevamo tanti chilometri per avere una gara, 600, 1000, 1200 e tornavamo di sera. Salute. E adesso teniamo tante belle gare e ringrazio tutte le scuderie del Salento alle quali vi pregherei di fare un grande applauso. Grazie. Facciamo i festeggiamenti. Avevo complimenti per questo equipaggio, Ivan Pisagane e Daniele Gerini. Non migliorare. La scuderia della Colombia, colombianesi, che siamo tutti figli di Fabrizio Colombi. Eccolo qui, l'avevo visto preoccupato, c'era un po' di preoccupazione, però da quello che vedo è andato tutto bene, nonostante tutto. Abbiamo finito, è andata bene perché abbiamo finito, ci siamo divertiti. Abbiamo rotto la frizione e il cambio, ma alla fine siamo qui, va bene così. All'inizio infatti avevo visto metà prova, al giro di boa possiamo dire c'era un po' di preoccupazione, però per fortuna insomma tutto corretto. Sì, consultavo con il mio meccanico Nicola per capire un attimo se era il caso di partire o di arrendersi. Nello specifico che problema avevi? Abbiamo rotto l'ingranaggi dalla prima e la frizione non c'è più. Per il resto ha regalato anche te con questa splendida vettura, grande spettacolo anche notturna. Spero che abbia fatto divertire un po' la gente, insomma, una macchina un po' datata. C'è stato il primo passaggio, grazie Claudio, il primo passaggio a Montevergine che è stato veramente da Remy Legend, vero? Sì, il primo passaggio a Montevergine. Questo è stato l'unico esemplare d'uomo che non ha resistito ieri sera insomma all'attesa ed era alquanto annoiato. Sul cartello. Documenti e patente, per favore. Ci vede subito. Cristian, com'è? Tu sei sempre molto misurato, molto garbato, cosa è stato? Dici allora, Antonio Forte e Rocco Fini della Eccoli qui che arrivano. Numero 10 hanno chiuso in 10ª posizione. Secondi di gruppo, secondi di classe, A7. Bravo! Auguri ai figli maschi, 10 assoluti, complimenti. Allora Rocco, posto italiano insomma, portato bene. Siamo contenti di questa e attenzione che sta parlando nello stesso tempo, sta spiegando lì il tapis classico.
Senti Antonio come l'hai invece? Antonio, allora, decimi assoluti, siete nella top 10. No, è contentissimo. Grazie ad Antonio e grazie a Rocco per questo 10° risultato, 10° posto assoluto. È arrivato il nuovo idolo del realismo salentino ai primissimi livelli, che è già un grande protagonista, ha sbattuto circa metà prova, non ha concluso il rally, però un grande protagonista, Patrizio Vincenzo Forte del Correzio. Quarte di gruppo prima di classe N3. Brava Irene, bravissima! Il poliziotto volante di Ruffano! Equipaggio numero 14, 19esimi assoluti, terzi di gruppo, primi di classe A6. Con questa autovettura, questa Citroen C2, vai Pasquale! Pasquale, insomma c'erano problemi per giungere all'arrivo, poi ieri la vita non è niente di piazza, oggi non va, insomma alla fine siamo... Dai, tutto Grazie a Dio siamo arrivati. È stato il Donato che ha spinto qua e quindi macchina a un cavallo portato da Vigarano Mainate in provincia di Ferrara, anche se lui è il casaranese Doc. Allora ancora un applauso per questo equipaggio, grazie ragazzi. Bravo, numero 15, hanno chiuso in 18esima posizione, terzi di classe E3. Ciao. Ecco qui, forte l'applauso per i magliesi d'occhio, signori, dai, Giorgio Scalone, piano piano Giorgio, la compagnia, dai, non so dove c'è il bisogno, e lui sempre ma sotto questa tuta che un uomo giovanissimo, Giorgio, Titi, possiamo abbassare un attimino il volume della musica, grazie. Basta, abbiamo capito, se spruzzate lo sfumante, d'ora in poi ti cacceremo soltanto per quello. Allora Giorgio, abbiamo sentito insomma un po' di problemi, però alla fine l'importante, come abbiamo già detto, era di vedervi qui in pedana a Malta in piazza Autonomo. Poi alla terza si guarda noi, guarda, tutto poco, non deve fare. Soddisfatti insomma, dai. No. Però non piangere, dai Giorgio, meglio la prossima volta. Mi ha messo nell'occhio proprio. E l'ho sfumato. Allora, ragazzi, foto di rito anche poco delle nostre modelle, velocemente Carla e Noemi. Carla e Noemi. Lo sfissione non lo tirate fuori, a mantenerci in
giorno soltanto, vabbè. Abbiamo capito? Stappate, andiamo avanti, bene, allora salutiamo il sindaco. Sì, lo chiamiamo qui al centro, il sindaco. Sì, a favore di camera e di obiettivo allora. Invitiamo tutti i diciamo sulla banco pedana, numero 20. Ottavi assoluti e primi di classe, Antonio Branca e Andrea Boccia, 20esimi assoluti, 10 di gruppo, secondi di classe F6. Ieri sera erano acchiedati, vero? Questa sera tutto ok? Stasera hanno rischiato. Secondi di classe, complimenti. Buono, andato buono. Soddisfatti e rinforzati, dai. Sentiamo un po' Antonio. Eccoli qui che sono arrivati. Bene, allora Bagnati dai amici e dai parenti, scusate dal volontà. Salvatore Casalano con Giovanni Bravissimi, terzi di classe, 21, 25, 21, 19, 19 anni, 20, non è 20. Coppia davvero scommessa, aspettate avanti. aspettate un momentino, invitiamo Paolo di Sector 0, Paolo di Sector 0, Sì, abbiamo Luca Santinella e Giorgio Casalano, Casalano Reni Simbas e Giorgio 106, tanto penale, ma alla fine ce lo abbiamo un applauso per questo equipaggio, super cavettoni anche qui. Vai! secondi di classe F2 e F2 di classe, secondi, bravi, Luca, manco pochi, già, basta. 24esimi assoluti. Bravo Luca, comunque, complimenti. Divertito. Adesso lavoro del prossimo equipaggio numero 31, Sergio Neve, si chiede il punto Sergio Numero 31. Vediamo la situazione in classifica.
classifica. Intanto Sergio come è andata? Sergio, alla grande, Non si sente. Comunque vi do la situazione, settimi assoluti, primi di classe FN2, Il povero Andrea Strianico saranno Racing Peugeot 106. sono terzi di classe FN2, 25esimi assoluti. 4 Lorenzo Sinoni e Luca Gaone, Lorenzo Peugeot 106. Vediamo la posizione in classifica dell'equipaggio numero 34, detto culo tonante. Sono 17esimi assoluti, complimenti. In questo caso porta bene. Culo tonante, 17esimi, primi di classe! Classe FN1. Siamo contenti, alla fine abbiamo fatto un bel risultato, è stato un bel rally, ci siamo divertiti e siamo qui a festeggiare. Qual è il culo tonante, il tuo o il suo? Dipende dalle giornate. L'abbiamo sentito. Meglio. Allora ragazzi, fate la foto, il nostro Salvatore Mercato. Ringraziamo molti altri, vero sempre. Si sente perché ci dà una mano, ci sostiene. Perché ci sente, ecco perché. Sì, soprattutto. Sarà quella parte, dai, fate la foto. Bravi, noi ringraziamo invece sempre il Caffè della Libertà e tutti gli sponsor che hanno contribuito a questa manifestazione. Sì, no, è un modo di assoluti, primi di gruppo, primi di classe. 13esimi assoluti. bravo Albino. Senta Simone, non fare casino. Albino, complimenti. Grazie, complimenti a voi soprattutto. Complimenti a voi per la comunicazione che sapete che state veramente bellissimo. Avevi timore della comunicazione, insomma. No, nel 1870 questa lettura. Incredibile, Bravo Simone. diamo la classifica. 16esimi, c'è Franco, 16esimi assoluti, 16esimi, secondi di gruppo, secondi di classe. C'era papà Simone, contento? Grida. Alziamo un attimo il volume, Luca. Dicevi dove Simone? No, è stato bellissimo, dare questa medaglia al nostro grande. Bellissimo, l'ho fatta molto per mio padre perché ci tenevamo. Ma ha dato soddisfazione anche a papà. Maurizio, tutto bene? Allora fate la foto. Alziamo un attimo il volume. Dedico anche questo risultato a mia madre e a mio fratello. Bravo Simone. E poi dobbiamo premiare il primo equipaggio in cui c'è un componente magneto. Perfetto, allora vediamo i premi. Allora, sì, abbiamo Santino che fa anche da valletta, complimenti per la valletta. No, va bene, vallette. Allora poi aiutiamo Carla e Noemi, il nostro Santino anche per la compagnia. Ecco qui, facciamo sta foto, dai, è molto suggestiva il ricordo di Paolo Balena. Bellissimo questo foto. E un altro riconoscimento. L'equipaggio, diciamo, e sia composto almeno di un maglietto, questo è l'ideale. Primo equipaggio in cui... È inutile che mi guardi, sono tutto bagnato, Santino.
e vediamo un po' chi è. Ah, quindi dobbiamo scoprire il primo equipaggio. Ha un problema il tallone? No, non ci pare preoccupare. Va bene, comunque consegna il trofeo, ecco qui all'equipaggio almeno composto da almeno un magliese. Coppe la piata, giusto? Bravo, non è quando ti cade. Sì, sì, la consegna Natascia e Federico e consegno, dammi Federico, lo tengo io un attimino, consegna il trofeo a Rudy Costa e a Giorgio Ascalone, soprattutto a Giorgio Ascalone che è il magliese che ha composto questo equipaggio che vince questo trofeo, vi ricordo in memoria, Paolo Balena. Con la sua camera. Allora Santino, non si sa quando arriverà, possiamo aspettare anche 2 o 3 ore, voglio dire. Ci sono alcuni sponsor che magari vogliamo ringraziare, io Oscar Gargiulo, e Gargiulo non ho visto proprio più. È partito nuovo a Londra. Sì, volevo ringraziare i main sponsor della British, della Car Rental Service, Gopart Travel, Mr. Viaggi, e Oliver Gargiulo che diciamo è uno dei principali tanti altri amici e sponsor. Eccoli qui, primi di classe FN1. No, una coppa c'è, no, passa una coppa almeno con l'assegno dentro, c'è un assegno dentro, sentire che c'è dentro la coppa. Sì, ma spesso gli assegni. C'è assegno, allora la ricevuta del ricollegamento. Lorenzo! Bravi ragazzi! Dai, l'ultima salita, l'ultimo gradino. Ce l'abbiamo fatta, terzi classificati, facciamo un applauso per questo equipaggio. Bravi! Andiamo con il secondo equipaggio, Fabio. Secondi classificati Luca Borgia, Antonio Passaseo. Luca Borgia, Antonio Passaseo, eccoli qui che arrivano. Bravi ragazzi, anche voi siete saliti sul podio, bravi. E adesso vincitori della classe FN2, nonché settimi assoluti Sergio Pepe Migliere Caputo. Eccoli qua. Con figlio al seguito. Bene, bravi ragazzi, la foto l'abbiamo fatto, sta foto tutto a posto. Secondi classificati classe FN3 Fioravante, primo Cieri, Gabriele Ciullo. Secondi ecco che arrivano, prego ragazzi, salite. Quante coppe Rudy salirà? Vincitori della classe FN3 Marco Liguori, Andrea Gentonze. Ecco qui la complimenti ai vincitori. Bravi ragazzi, voto diviso, grazie, ci vediamo dopo per i gruppi. Bravi, ci proseguiamo con l'ultimo gradino devi fare, dai, e voi ti accompagniamo, Piano piano che ce la facciamo. Ragazzi, bacio. A 8. Davvero complimenti per questo equipaggio che ci ha fatto sognare. Complimenti, applauso anche a DJ.
minorile qua, tutti si bambini a lavorare a quest'ora, bravi ragazzi. Ecco qui con Leone e Fabio Costa. Vincitori della classe N2, Salvatore Casarano, Geremia Parrotto. Piano, piano. Bravo, bravo Salvatore, bravo Geremia. Salvatore Casarano, Geremia Parrotto. Salvatore, tutta razza ha portato, va bene. Ecco. Pure il casco. Iscrizione doppia, ma per il peso o per la famiglia? Ammogato, Salvatore non fare polemica, Stiamo facendo la tessina, niente, no, emozionato no, sono contento, complimenti all'organizzazione, a Santino, a Gianni, a tutti, sono stati fantastici, sono veramente contento. Bravo Salvatore, già parlato troppo, grazie. In un solo equipaggio. Giada Modini. Quanto sei alto? Oh, Giada, 1,80, quanto sei? 84, scusa, sono limitato. Allora, ancora un applauso, dai, l'unico equipaggio femminile. N3. Bravo ragazze. E non andate via, c'è anche il trofeo come classifica femminile. Adesso la consegna da parte di Noemi e di Carla. Irene, Memmi, Giada Modini. Bravo ragazze, bravo. No, dalla prossima si cambia, che becchi, ha ragione, basta, cambiamo, ha ragione. Abbiamo cambiato macchina e cambiamo fatto comunque, davvero complimenti, ci siamo divertiti a vedervi su questo. Mario, soltanto una considerazione, ma adesso che sei salito su questa macchina non è che prendi il vizio anche la prossima gara. Grazie Mario, grazie. E questo da troppo, dai. Classe N4, Mario e Daniele Vincenti. Bravi ragazzi. Secondi. Vengo con il mio uomo, venga. Abbassati però, ma devi sempre questo visto che ti alza. Buonasera, ma com'è stato? Com'è successo? Secondi, Pisacane Perilli. Comunque nemmeno il navigatore scherza, Benedito. Bravi. Vincitori della classe R3C, Mauro Adamuccio, Massimiliano Margarito. Bravi. E dov'è Mauro? Ah, il padre è stato Carletto Adamuccio. Bravissimi. Vincitori della classe R3C, Adamuccio Margarito. Non volevano darti la colpa, Ivan, non volevano darti la colpa. Questo è il secondo. Ecco, bravo. Fatevi un applauso, ci sono ubriacati. Buonasera, siamo alla premiazione. Santino, non ti emozionare. Volevo ringraziarti per tutte le sagre che hanno fatto fare stasera, sai? Ti ho pensato a nome di tutti, grazie per tutte le sagre. Ti salutano i vigili, le vigilesse e tutti i santini. Complimenti! Devo ricordare tutte le multe che arriveranno, io con amore te le porterò. Grazie. Volevi andare piano. Bene, un po' applauso per questo equipaggio, questi equipaggi anzi. Italia 1! Guai! Ivan! Italia 1! Volete andare via? Al di là del presentatore che
bello nero, dacci su. Dai, chiamo signore. Vai. Però devi decidere pure, Prego. È più faticosa la premiazione che non affrontare un rete, vero Paolo? Una tragedia proprio, va bene, dai, che comunque è finita, dai. Se vuoi riprenderti Paolo, assaggia una confettura o un vasetto della Pullo che ti riprendi, vero? Ricostituente. E adesso i vincitori della classe VRC, Fabrizio Colombi, Gabriele Passaseo. Paolo, guarda Colombi come sorridente invece, forse perché ha vinto, non so, però vedi. Sì, è vero. Vai Mona! A parole tue se vuoi! Vai Mona! Bene, un forte applauso per questi due equipaggi. Stavo dicendo grazie ragazzi, no va bene, sono i ragazzi, dai. Adesso passiamo alla classe F. Andiamo al prossimo. Secondi classificati Luca Sarcinella e Giorgio Casarano. Dov'è Sarcinella? Se non si vede si sente. Sarcinella, Casarano, secondi. Vai Sarcinella, vai. Veloce come in macchina. No, niente, lui parla soltanto in presenza del suo avvocato, ecco perché. Ecco l'avvocato mio. A posto? Vincitori della classe FA5 Oronzo, Lotocciolo, Marco Vinci, Taosturi vincono la classe FA5. Eccoli qui. Piano con i palchi, piano. Complimenti. Foto di dito, alzate seconde, vai, bravi. Grazie. Passiamo alla classe FA6. Di tutti i piloti, una volta venite premiati, potete passare nel gazebo all'angolo a sinistra a ritirare degli omaggi per i piloti, a mettere a disposizione la parete. Invito tutti a passarci. Ringraziamo tutti gli sponsor di questa prima edizione del Rally di Terranotranto: Vodafone, Autosat, Pullo, Test Car, Deca, Cam, Bradestein. Poi chi abbiamo? L'Angelica, Simark, Open 40, li sto nominando tutti, complimenti e grazie. The Grill Restaurant. Allora noi andiamo avanti, secondi classificati della classe FA6 Antonio Blanca e Andrea Borgia. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, vai, forza. Bravi ragazzi, un sorriso, dai, un sorriso, sorridete. Vincitori della Però voi state FA6 premiato, però sorridete pure. Vai. Luca Martina Cosimo Longo, vincitori classe FA6. Ah, perché se non si completa il podio non ridi, quindi do. Ah, ho capito, non parlare a stasera, dai, vabbè. E ridi Antonio allora adesso, dai. Forza Martina! Bravi ragazzi. Chi è questo bambino? Matteo, bravo Matteo. Non seguire le mie padre, perché sei più bravo, è più bravo. Assoluto. Andiamo avanti adesso. Come no, possiamo restare un altro po', perché ce ne dobbiamo andare. Ecco qui, Marco. Di cosa si tratta Marco? Andiamo avanti. Mauro, scusami.
camera alte prestazioni, quindi per... Come camera casa? Sì, è una camera casa principalmente, quindi le prossime riprese le potrei fare con questa. Vediamo col materiale giusto. Sicuramente. Complimenti per il risultato. Grazie. Grazie anche alla Sector per questi... Arriva Crezio Delta. Lo attendiamo, magari andiamo avanti per vedere il prossimo equipaggio. Classe A5, Marco Apollonio e Antonio Tundo. Ah, le ritira lui, ecco, allora sali al posto di Grausa. Allora lui Geremia ritira le coppe di Crezio Delta FA7. Classe FA7. Adesso te le consegniamo, mentre il secondo posto l'hai già menzionato, vero? Sì, parliamo della classe A5, Marco Apollonio, Antonio Tundo, unici protagonisti della Eccoli classe. qui. Ah, draghi sono draghi. Dunque primi classificati. Allora prendiamo anche questo equipaggio. Classe A5. Se fate la rassegna troviamo anche le coppe, altrimenti... Allora loro preferiscono l'assegno invece delle coppe, vabbè, allora possiamo andare in direzione gara. Ah, eccole le coppe che arrivano. Che succede? Come così piccole? Non vuole parlare, dai, wow, forte l'applauso comunque per questo equipaggio. Eccolo qui. Marco Apollonio e Antonio Tundo, classe A5, vincitori. C'è Grazie. l'assegno dentro. Chiamiamo nella classe A6 vincitori Pasquale Fiorito e Donato Parrotto. Classe A6 Fiorito Parrotto. Ecco qui. Parrotto c'è, Fiorito non sappiamo. Ecco qui. C'è Pasquale, sta arrivando? Non sappiamo, no, vabbè, allora ritira lui. Ritira Pasquale. Ah, ecco, scusa. Piano. Sera dopo sera delle magliette da urlo. Complimenti al poliziotto volante di Ruffano. Scusa Pasquale, ma quei buchi te li sei fatti da solo oppure? Ah, le prese d'aria, giusto. Classe A6, Fiorito Parrotto. Dedico questa vittoria alla buonanima di Antonio Forte e di Francesco Izzello. L'anno prossimo un memorial per loro. Che leggero. Bene, andiamo avanti, classe A7. Sono contento per battuto Pasquale Fiorito. Questo è stato un affronto comunque. Mi ha umiliato e quindi mi ritirerò. Questa è l'ultima gara. Dopo 5 comuni. Allora, ecco qui le coppe. Sono secondi? Secondi. Gradino, secondi. Mannaggia miseria. Numero di telefono. Forte Piccini. Non è giusto il numero di telefono Salvatore. No, poi lui lo distribuisce agli altri. Bene, bravi ragazzi, andiamo avanti. Vincitori della classe A7, Bartolomeo Solito e Cristian Quanta. Ve lo consiglio, è un morbidoso di notte, guardatelo. Bello morbido, tosto. Sta pensando, va bene. Complimenti. Forte immobiliare. A staccare già. È giusta? L'importante è che è giusta. Ok. Baci, abbracci. Facciamo un discorso. Prima dicevate che Combi anche il film delle ragazze, non sapevo che lo leggiava. Ah sì, Salvatore, foto. Sì, scusa. Una bella la testa. Vai, andiamo avanti. Dobbiamo ancora premiare la gruppo
gruppo A terzi, Pasquale Fiorito, Donato Parrotto. Sì, altre coppe su coppe, dai. Vai, ha fatto la cotta. Dai, dobbiamo essere più veloci, dai, Veloci. Secondo posto. Secondo Antonio Forte, Rocco Piccini. No, sì. Stiamo premiando. Bravi. Pasquale sempre dietro, è vero. Vincitori del gruppo A, Bartolomeo Solito, Cristian Quarta. Che salto, a sapere se sono rimasti tutti sul palco, tanto sono questi. Bravi, foto. Noemi, in uscire. No, sì. Vi ricordiamo che siamo già lunedì. Ecco sì. Grazie. Tra 364 giorni ci sarà la seconda edizione del vabbè. Secondi in gruppo F, Sergio Pepe, Michele Caputo. Eccoli qui. Ormai la giriamo a te. Vincitore del gruppo S, Claudio D'Amico, Samuele Zezza. Samuele sta correndo di dietro. D'Amico, Si sono già separati, uno un bar e uno all'altro, vabbè, già come mai, è saltato su equipaggio. Intanto si preparino quelli, i primi tre del gruppo Lo so, sono già abbastanza. Allora, dai, l'ultimo sforzo. Oddio, sta baccolo Claudio, va. Bartolo non vuole, Grazie, complimenti. Gruppo Noche nos da guerra. vai, la sentita di Madrid, va. Bravi tutti. Mario Godo deve salire un'altra volta forse, no? Assoluti quanto? Allora salire il approccio, ecco qui. Bene, è arrivato per la prezzi, Molto basta Salvatore. Allora, componiamoci. Grazie. Si preparino i gruppi R. Secondo, Ino Pisacaldo, gruppo R. Grazie, accomodarvi. Grazie. Anche il tempo di salire è già sufficiente. Ultimo gruppo. Andate via, uscire voi. Dai, veloci. Dai che ci siamo quasi per l'assoluta. Ecco qui si ricompone questo podio. Immagine abbiamo già dati, quindi possiamo. Siamo tutti insieme. Tutti insieme i baggi, con la lingua allora, va bene. Complimenti! Siete liberi, però non andate via, adesso c'è l'assoluta. Allora io richiamo per ordine, partiamo dal decimo. No, aspetta, prima dell'assoluta abbiamo le storiche, vero Santino? Abbiamo le storiche. Simone Masciullo, Maurizio Iacobelli. Eccoli che arrivano. Dai, saliamo Maurizio, c'è anche Simone. E sorelle che stanno impreziosito anche da queste letture storiche. Salite su. Sì, sono due classi distinte, quindi primi e primi. Primi di classe, Albino Pepe, Pierpaolo Panico. Loro vogliono il bacio, Noemi. Loro sono primi di classe. No, i piloti vanno trattati bene, poi soprattutto sì. Foto. Baci non abbiamo visto però, Albino vuole il bacio.
dopo Vi ricordo che siamo quasi a luna. poi facciamo una foto con i primi di gruppo. Castidi, no, questo è il peperoncino piccante. E loro dell'altro gruppo. Hanno sbagliato. Non battere i cazzi. Va bene, se ti guarda così ti perdono, va bene, dai. Ecco qui, ecco. Oh, Albino, anche occhio fino. Meno male che non ti devi desire porco giorno Albino. Porca miseria. Albino Pepe, Pierpaolo Panico. Finalmente le coppe giuste, complimenti. Adesso chiamiamo Simone. Sì. Bacio prima. La foto l'abbiamo fatta, ecco qui che arriva la foto. Guardiamo. Basta i trofei, bastano 4, basta. Simone non pia Revizzi, Bravi ragazzi, siamo andati, bravi. Hai fatto una strage, hai fatto Fabrizio, non tornare più qui, Ho preso i piloti giusti. Pure Mario Vincenti infatti che ci ha lasciato, però ha contribuito a far vincere. Abbiamo aspirato velocemente sulla pedana, dai, una alla volta, ricordiamo. Sesto Bartolomeo Solito, Cristian quarta. Sembra arrivato Capodanno qua, auguri, buon anno. Quinto Claudio D'Amico, Samuele Zezza. D'Amico Zezza quinti. Quarto Ivan Pisacane. Facciamo premiare, sì, il quarto lo facciamo premiare dalla nostra Natascia premia il quarto, vai al centro. Pisacani viene da Lecce e conferma quello che ho detto prima. Volevo sempre ringraziare Santino, il re, signori, fate un applauso. Santino, questa sera sei il re delle sagre, una compassione a Santino. Tu ti potevi fermare, allora tenevamo la Madonna a tutti. E c'era il mercatino, ti potevi fermare a San Mariggi, le vedee aperte, si mangiava gratis, pezzetti, birra. Invece di continuare a correre potevi fermare. Un'altra sera. Poi a Muro, Santa Marina. A Muro lasciamo perdere. A Muro no, è mancato poco, però è grande, ecco. grazie a Ivan Pisacane. Ragazzi, li vogliamo bene ugualmente, però dai, un applauso. Complimenti, un applauso a Santino, ad Antonello e a Gianni, organizzatori di questa prima edizione del Rally di Terranova. Per il podio finale chiediamo se c'è qualche amministratore qui siamo tutti nostri, c'è qualcuno? Ah, c'è un amministratore? Sì, venga. No, non c'è nessuno, allora chi facciamo premiare? Ah, sono arrivati gli Under 23, ecco, stavano in discoteca, venite ragazzi, venite, Under 23, manca il giorno, vabbè, vai avanti, dai, ecco qui, Under 24, non ho mai visto che ammazza le coppe, oh. Scorrano Borgia, credo, vero? Sì, bravo, attenzione al letto, bravo, buonanotte a letto. Allora, proseguiamo con il podio finale. Terzo classificato Tommaso Memmi con Paolo Potera. Sì, Natascia continua te alla premiazione. Ecco qui. Secondi classificati Mauro Adamuccio, Massimiliano Margarito. Eccoli qui che arrivano. Il signor Adamuccio, buonasera. Buonasera. No, sei originario di Maglia pure, vero? Sarà qualche sarà. Va bene. Adesso questi temerari che a luna di notte attendono la premiazione della classifica assoluta, un grande applauso per il vincitore della prima edizione del Rally di Terranova, Fabrizio Colombi, Gabriele Passaseo. Eccoli qui. Mantenetelo calmo!
Fabrizio, facci vedere come il mondo, ecco qua, dai ragazzi, Galassi Mario su questa presentazione del Rally del Contrato. Grazie a tutti e buonanotte al prossimo anno, grazie. Alla prossima. Queste sono sempre sono rimaste per te quelle? I'm so damn grateful. I grew up with one gold prince, but that's what you get when Wu-Tang raised. Nobody was watching.